Salve a tutti, questa sera voglio comunicare con tutti voi la soddisfazione che diciamo ci porta avanti, che è quella di essere arrivati a un punto del fondo risparmio tradito, essere arrivati a un punto che secondo noi è la strada giusta. Siamo partiti praticamente a luglio dell'anno scorso, abbiamo fatto tantissime battaglie con il precedente governo, eravamo riusciti a levare via tutti i paletti, fortunatamente era stato legato quel fondo 205 ai conti dormienti. I conti dormienti erano praticamente un sogno da anni, sembrava una fiaba, sembrava che chi parlava dei conti dormienti fosse un pagliaccio, fossero fantasie. Fortunatamente siamo riusciti diciamo, a venirne a capo da questo punto di vista. I conti dormienti sono stati svegliati da questo governo e questo è un grande merito di questo governo. Siamo riusciti precedentemente, il 16 maggio, di farlo inserire nel contratto di governo, e questo è un merito del governo, ma anche di chi ha sempre creduto fin dall'inizio che l'unica soluzione che poteva dare la possibilità di far portare a casa il risparmio a queste vittime sacrificate che sono i risparmiatori, diciamo il loro risparmio. L'ultimo giorno che siamo andati al MEF avevamo visto che c'erano dei problemi. Io questa sera chiarisco che il MEF, nelle persone del sottosegretario Bitonci Villarosa, subito, immediatamente, davanti a tutte le associazioni presenti e i testimoni dei risparmiatori, avevano fatto una premessa dicendo: ci sono delle criticità, le abbiamo individuate, le andremo a risolvere, che erano quello sicuramente hanno fatto proprio una sottolineatura della rinuncia alla causa. Quello era stato chiarito subito, era stato chiarito che il 30% era un acconto, anche perché noi come associazione abbiamo portato il governo precedente a intendere che il fondo di ristoro doveva ristorare il 100%. Quindi la nostra direzione era prima, e lo è anche adesso, noi chiediamo il 100%, però se da parte di questo governo viene fatta una proposta del 30% che hanno garantito che è un acconto, noi dobbiamo solo apprezzare il passo avanti che ha fatto il governo rispetto a quel progetto di legge che era venuto fuori diciamo dallo stesso governo. Però guardate che noi le battaglie che abbiamo fatto prima, queste sono rose e fiori, con la differenza che prima dovevamo combattere anche il principio di un risparmiatore trasformato in azionista e investitore speculatore, e quella è stata la grande battaglia, e là bisognava urlare e arrabbiarsi, perché là c'era il motivo di base. Ora, arrabbiarsi solo per far creare confusione e disperazione ai risparmiatori, dopo che i due sottosegretari del governo, ed è registrato, avevano garantito che stavano intervenendo, cosa che hanno fatto, perché il giorno dopo sono arrivate le mail di invito a tutte le associazioni a riunirsi, cosa che noi abbiamo fatto in prima persona. L'11 abbiamo chiamato le associazioni che sono venute e abbiamo fatto la nostra proposta. Il 13 è stata spedita al MEF, il 14 sono arrivati gli emendamenti da parte di tutta la politica che andavano nella direzione
su quello che noi avevamo proposto, che è quello che abbiamo proposto dal 2 luglio 2017. Quindi il progetto del fondo di ristoro No Paletti Fondo, che purtroppo ha perso 1 anno e mezzo, sta ritornando a una positività, perché l'anno scorso siamo partiti con 1 euro e siamo arrivati a 100 milioni perché ci interessava di creare il principio. Abbiamo creato il principio, bene che adesso tutte le associazioni o in una maniera o nell'altra vanno a bussare e percorrono la nostra strada, che è l'unica strada che può dare soddisfazione e tranquillità di sonno a tanti risparmiatori che non dormono più alla notte, soprattutto in questo momento. Quindi, signori, abbiamo preso una strada molto in discesa. Siamo certi che il governo ha tutta l'intenzione di mantenere gli impegni che ha dato, quindi io naturalmente faccio sempre un appello a tutti di non abbassare la guardia. Noi staremo sotto con il professor Bettiol, che è stato eletto come rappresentante del tavolo di regia, e quindi a breve speriamo che venga attuato questo fondo di ristoro.